Autonomia del Veneto al palo, salta il tavolo, finisce con uno strappo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Il vertice di questa mattina a Roma, furioso il presidente Zaia che parla di farsa scandalosa e chiede ai grillini di presentare immediatamente una loro proposta. Tamponamento fra mezzi pesanti in A4 a San Stilo di Livenza, nel terribile impatto muore un camionista, traffico bloccato verso Trieste. Imam violento al centro di preghiera islamico di Pieve di Soligo, bambini picchiati e vessati, indagine della procura. Entro fine mese i migranti ospitati all'hotel Paradiso di Noventa Padovana lasceranno definitivamente la struttura ricettiva. La cooperativa che la gestiva non ha voluto rinnovare il contratto dopo l'approvazione del decreto Salvini. Multe e decurtazione di punti, ma non solo, per chi usa il cellulare alla guida. Giro di vite a Treviso, gli agenti di polizia locale utilizzeranno anche le auto civetta per sorprendere le irregolarità. A Monselice straordinario intervento di termoablazione di 2 tumori a rene e al fegato, anziano dimesso in buone condizioni a 24 ore dall'intervento. Sono 22 giovani musicisti, componenti della Fisorchestra Armonia di Treviso, suonano cioè la fisarmonica classica. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano c'è l'autonomia. Come sapete, avevamo raccontato anche ieri, oggi era previsto il tavolo, il vertice tra i ministri alle 8:30 a Roma per parlare proprio di autonomia e per trovare la quadra. Ebbene, il problema è che per l'ennesima volta, in questo caso non c'è stato un rinvio, ma il tavolo si è chiuso anzitempo e si è chiuso con uno strappo forte, molto forte, tra Lega e Movimento 5 Stelle su alcuni temi chiavi, non ultimo quello della scuola. Uno strappo molto forte, le reazioni non si sono fatte attendere. Che la rottura fosse nell'aria lo si percepiva fin da ieri, quando il vice premier Luigi Di Maio ha raffreddato per l'ennesima volta gli entusiasmi di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che vedevano finalmente l'autonomia a portata di mano. Ma il vertice di questa mattina a Roma è finito con uno strappo netto tra Lega e Movimento 5 Stelle, che il governatore Luca Zaia, solitamente pacato, non esita a bollare come una farsa scandalosa. Sono stanco, sbotta Zaia, di vedere come alcuni vogliono portare l'autonomia verso l'agonia. Sappiano però che finché ci sarò io l'autonomia non sarà morta, né tantomeno le istanze dei veneti. Inutile sedersi a un tavolo che non funziona con persone che il giorno prima chiudono accordi e poi cambiano idea e fanno l'opposto, hanno commentato fonti del Carroccio a incontro appena terminato. Casus belli, quella che i 5 Stelle considerano l'ennesima discriminazione nei confronti del Sud, la proposta di inserire le cosiddette gabbie salariali alzando gli stipendi al Nord e abbassandoli al Meridione. Ma lo scontro era già evidente sul fondo di perequazione. Qualsiasi riparto di risorse deve prevedere livelli essenziali di prestazioni per tutte le regioni, fondo di perequazione per fare in modo che ci sia un meccanismo di solidarietà verso tutte le altre regioni e un aggiornamento costante che porti a far sì che quando si trasferiscono i soldi alle regioni, le regioni nel momento in cui hanno un extragettito, quell'extragettito lo devono condividere con tutte le altre regioni. Questo è un principio sacrosanto che ci permetterà di fare un'autonomia, definiamo l'autonomia light, che non abbia un impatto e che non avrà un impatto sulle altre regioni. Evitiamo che ci sia qualcuno che si inventa norme finanziarie come quella che è stata fatta circolare ieri, secondo la quale l'extragettito del Veneto dovrebbe diventare l'opportunità per creare la nuova cassa del Mezzogiorno. Io penso che i cittadini del Sud siano assolutamente le persone in gamba e non degli sprovveduti che non si facciano prendere in giro. Prova ne sia che spesso invocano noi del Nord per andare a governare, vuol dire che si sono accorti spesso di che amministratori hanno. I 5 Stelle condannano il Sud all'arretratezza, sbottano oggi i leghisti, apprezziamo gli sforzi di Conte, ma l'unico modo per aiutare l'Italia e il Sud è premiare il merito e punire gli sprechi. Da Zaia infine una richiesta ufficiale, chiedo formalmente ai grillini di presentare subito agli italiani la loro proposta di autonomia, dice, visto che si sprecano quotidianamente nel commentare la nostra, diamo per scontato che di autonomia sanno tutto e quindi presentino immediatamente, non tra 3 mesi, la loro proposta con un articolato e con la bozza d'intesa che intendono portare al Paese, continuando a prendere in giro i cittadini, conclude il Presidente. I 5 Stelle condannano il Sud al Medioevo e il Nord all'agonia. Reazioni che continuano in questi momenti dopo la fine del vertice, del fine anzitempo, del vertice
Stamattina, ha detto Di Maio, il tavolo sull'autonomia si è bloccato sulla regionalizzazione della scuola. Un bambino, dice, non sceglie in quale regione nascere, noi dobbiamo garantire l'unità della scuola così come l'unità nazionale. Poi il Premier Giuseppe Conte avrebbe detto, secondo quanto si apprende da chi era al tavolo del governo, un po' per abbassare i toni che erano evidentemente accesi tra Lega e 5 Stelle, avrebbe detto si va avanti sull'autonomia ma stando attenti a salvaguardare l'unità del Paese e la Costituzione. Ovviamente tra i più arrabbiati non solo il governatore Luca Zaia, ma anche chi sta seguendo da tempo la questione autonomia perché è ministro per gli affari regionali, ovvero il ministro Erika Stefani. Sentiamola all'uscita del vertice. Che cosa è successo? Una spaccatura. Ministro, com'è andata? Purtroppo il vertice non con un esito positivo, e se in materia di istruzione già mi si nega la possibilità che una regione con risorse proprie possa fare un'offerta formativa migliore, e il motivo ostativo è che nelle altre regioni non si possa fare, così mi nega completamente il principio base dell'autonomia. Autonomia che è prevista nel contratto di governo. Se qualcuno ha cambiato idea basta che lo dica e non si vada allora ulteriormente avanti. Quello che noi vogliamo fare con l'autonomia è una valorizzazione del territorio e una responsabilizzazione. Se il meccanismo che viene proposto è un meccanismo che alimenta l'inefficienza e non vuole dare alcuna premialità, allora stiamo ragionando su piani completamente diversi. Avete proposto le gabbie salariali? Nessuna gabbia salariale, sono strumenti che esistono già nel nostro ordinamento, dalla contrattazione integrativa, sono degli incentivi che sono previsti nella contrattazione integrativa, nell'eventuale per incentivare la permanenza e dare la continuità dell'offerta formativa. Solo questo. Ma perché c'era necessario, se sono già strumenti previsti, di puntualizzarlo in un accordo sull'autonomia? Nel senso che la problematica che viene sollevata da alcune regioni è che vi sono delle carenze di organico che derivano dal fatto che molti preferiscono nel momento in cui è finito il concorso poi di riavvicinarsi a casa, questo lasciando quindi delle scoperture. È ovvio che se uno lavora a casa, vicino a casa, che ha la disponibilità di un'abitazione e dovesse poi magari eventualmente munire invece un appartamento in centro a Milano, c'è una piccola differenza. Però quello che noi vogliamo fare è semplicemente di dare un riscontro a quelle che sono delle richieste delle regioni che sono motivate e sono supportate, in particolare a Veneto e Lombardia, di un fortissimo referendum. Io chiedo al Movimento 5 Stelle se ritengono che i referendum a questo punto non valgono più. Se saltano l'autonomia, salta il governo? Il governo è a rischio. Quando vi incontrate nuovamente? Adesso in questo momento c'è questa sospensione, io spero che ci sia una rivisitazione e un ripensamento a queste posizioni. Al momento avete un altro appuntamento su questo dossier, intendo? Quello è stato fissato in Il governo è a rischio. Se ne parlerà prima di settembre a questo punto. Allora, per me di autonomia se ne deve parlare immediatamente. Che venga detto che cosa vogliono fare, se vogliono l'autonomia o non vogliono l'autonomia. Su l'autonomia si segue un percorso, quello che abbiamo iniziato. Abbiamo fatto una proposta anche con lo stabilimento anche di determinazione anche del finanziamento dell'autonomia, equilibrata, una norma che di certo favorisce e dà la possibilità di alcune regioni di lavorare e valorizzare quelle che sono le eccellenze locali. Queste le parole di Erika Stefani, ancora reazioni, Matteo Salvini su Facebook, chi rallenta l'autonomia, sull'autonomia non fa un dispetto a Salvini o alla Lega, certe cose io me le aspetto dalle opposizioni, dal PD, questa è una parola, sono parole forti riferite all'alleato di governo, quindi che fa intendere appunto che potrebbe essere un altro elemento di rottura nel governo. Chi difende il vecchio non fa un favore a nessuno, né a Milano né a Napoli, dice Salvini. Tutto questo mentre, proprio a proposito di autonomia, è stata inviata ieri al Ministro degli Affari Regionali Erika Stefani e per conoscenza al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il documento della proposta di intesa sull'autonomia differenziata della Regione Campania. Quindi la Regione Campania ha inviato la richiesta, la proposta di intesa a governo sulla autonomia. Questo dunque per quanto riguarda l'autonomia e lo scontro molto forte, continueremo ovviamente a aggiornarvi poi anche questa sera su quanto avvenuto a Roma, l'ennesimo scontro, l'ennesimo nulla di fatto su un tema evidentemente molto importante per il Veneto.
Adesso la cronaca, e la cronaca ci parla di un'altra mattinata d'inferno in A4, altezza di San Stino, direzione Trieste, un maxi tamponamento tra mezzi pesanti, ce lo racconta al telefono Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da San Stino di Livenza, dove stamane lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste è avvenuto un tremendo incidente stradale. Si tratta di un tamponamento in cui sono rimasti coinvolti 4 mezzi pesanti. Nello schianto ha perso la vita il conducente di uno dei tir e un altro camionista invece è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del Fuoco da Motta di Livenza, Portogruaro, San Donà e Treviso. Hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'autista, poi dichiarato morto. Oltre ai Vigili del Fuoco sono intervenuti anche i soccorsi del 118, le forze dell'ordine e il personale dell'autostrada. Per permettere lo scorrimento del traffico, il COA di Udine ha istituito un bypass con uscita e immediato rientro a San Stino, dal momento che comunque l'incidente è avvenuto proprio in quel tratto che tecnicamente viene definito punto morto, ovvero fra l'uscita e l'entrata del casello. Per questo hanno istituito l'uscita obbligatoria a San Stino. Secondo le prime informazioni l'incidente sarebbe stato originato da un'autocisterna che avrebbe tamponato violentemente un altro mezzo pesante che era quasi fermo, e questo secondo mezzo ne ha tamponato un terzo e il terzo un quarto. L'autista dell'autocisterna targato con targa croata è deceduto sul colpo, mentre quello del secondo mezzo pesante coinvolto è rimasto ferito, come avevamo detto. Da San Stino di Livenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso invece al telefono Filippo Fois, sempre dalla provincia di Venezia, stavolta a Citto Caomaggiore, la morte di un 22enne che era rimasto coinvolto in un altro incidente stradale 2 giorni fa. Filippo. Sì, buongiorno, non ce l'ha fatta Alessio Marinato, il giovane che era rimasto ferito gravemente in un incidente stradale che si era verificato attorno alle 3 del mattino di martedì 9 luglio. Il 22enne è ispirato all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove era stato ricoverato in condizioni molto gravi in prognosi riservata. L'auto sulla quale si trovava stava percorrendo, come detto siamo alle prime ore di martedì, via 4 novembre, una strada che collega il centro di Cinto alla frazione di Settimo. Alla guida dell'automobile c'era una ragazza di nazionalità rumena, residente ad Annone, Veneto. Assieme a lei vi erano 4 ragazzi. Alessio era seduto sul sedile del passeggero. Per causa al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto, l'auto è uscita di strada finendo contro un albero nei pressi di una curva. Le altre persone a bordo non erano rimaste ferite in modo grave. Diversi invece purtroppo le condizioni di Alessio Marinato, che come detto era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Mestre. Alessio lascia i genitori e 2 sorelle. I genitori hanno acconsentito alla donazione di organi e tessuti. Alessio Marinato era molto noto anche per la sua attività come cantante rap con lo pseudonimo di Young Wave. Ora proseguiranno intanto le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. La ragazza che guidava l'auto è stata iscritta come atto dovuto sul registro degli indagati per omicidio colposo. Con questo per ora è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie anche a Filippo Fois. A Vicenza adesso, perché continua il processo BPV, seguiamo la nuova giornata di udienze con la nostra Gabriella Basso. Gabriella. Sì, buongiorno da Vicenza, altra udienza di audizione di test, in questo ritorno al momento provvisorio al Tribunale Berico del processo per il crack BPV causa lavori in aula bunker a Mestre. Presente anche oggi l'ex presidente di Banca Popolare di Vicenza Gianni Zonin, che al nostro microfono ha ribadito di non essere stato a conoscenza di come era in quel momento storico gestita la sua banca. Unico suo rammarico non essere riuscito nella fusione con Veneto Banca, dove ha detto è venuto meno lo spirito veneto. 5 testi oggi all'esame della Corte dall'imprenditore emiliano dei Salumi Luca Ferrarini ai dirigenti regionali dell'ex BPV Diego Trio, Simonato, Paolo Marcuccio e Giraldini. Obiettivo ricostruzione delle operazioni e responsabilità in tema delle cosiddette azioni baciate. A tuttora i testi sentiti hanno come riferimento, hanno riferito appunto che ogni azione, acquisto o finanziamento veniva
in qualche modo approvato o deciso dall'ex direttore di BPV Sorato e dall'ex direttore dei mercati dell'Istituto di Credito Veneto Giustini. L'udienza è tuttora in corso e proseguirà anche nel pomeriggio. Sabato nuova udienza sempre a Vicenza, dove si terrà il riesame di alcuni testi. Martedì prossimo la Corte si ritroverà di nuovo a Mestre in Aula Bunker. Per il momento da Vicenza è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Gabriella Basso. Adesso nella Marca Trevigiana, Pieve di Soligo, con un imam violento che viene indagato. Bastonate, schiaffi, addirittura minacce, vittime bambini, alcuni in tenera età, appena 5 anni. A un 36enne originario del Bangladesh, imam nel centro di preghiera di via Schirati a Pieve di Soligo, è stato imposto il divieto di dimora nella Marca Trevigiana per i metodi usati con i piccoli a cui doveva insegnare i precetti coranici. Quelli che riteneva allievi poco diligenti subivano di tutto. Li bastonava alle gambe e in testa, li schiaffeggiava, tirava loro i capelli, li minacciava addirittura di tagliargli l'orecchio. Le maestre delle elementari frequentate dai bambini si sono accorte dei lividi e hanno segnalato il caso alle forze dell'ordine. Al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Vittorio Veneto, il tribunale, su richiesta della procura, ha emesso a carico del 36enne, indagato per maltrattamenti e violenza privata, la misura cautelare vietandogli di risiedere nel Trevigiano. Determinanti per approvare le vessazioni sui bambini che i piccoli avevano poi raccontato alle maestre, le intercettazioni ambientali e le riprese video all'interno del centro islamico. Sorprende che non siano stati i genitori stessi, di fronte ai metodi dell'insegnante, a non denunciare le violenze. All'aumento a Padovana, presto, entro fine mese, dovrebbero lasciare la struttura ricettiva dell'Hotel Paradiso i circa 40 migranti che lì si trovano. Vediamo perché. Entro fine mese i migranti ospiti all'Hotel Paradiso di Noventa Padovana lasceranno definitivamente la struttura ricettiva. La notizia, riportata dal Gazzettino, sarebbe trapelata dopo un incontro a cui ha partecipato il presidente della cooperativa Sara, che gestisce i profughi a Noventa, e il vicepresidente della provincia di Padova, Marcello Bano. All'interno dell'ex struttura ricettiva, più volte contestata dagli esponenti della Lega di Noventa, ci sarebbero ancora 41 profughi. Secondo quanto rivelato da Bano, la cooperativa, dopo l'approvazione del decreto Salvini, non ha voluto rinnovare il contratto, non ha preso parte a alcun bando e di fatto il 31 maggio ha completato la sua opera. La proroga finirà così il 31 di luglio. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale, la sicurezza stradale, adesso con il giro di vita della polizia locale a Treviso su chi guida con il cellulare in mano. Giro di vite a Treviso per chi utilizza gli smartphone alla guida. Semplice capire il perché. Veicoli che sbandano, frenate improvvise o ancora peggio tamponamenti ed incidenti stradali sono le conseguenze della guida con il cellulare che distoglie lo sguardo dei conducenti dalla strada per rispondere a messaggi o leggere mail. Ecco allora che la Polizia Municipale di Treviso, per contrastare questo dilagante fenomeno, ha deciso di controllare con servizi svolti non solo con le auto d'istituto perfettamente riconoscibili, ma anche con auto civili, gli automobilisti incoscienti. Nel 2018 in tutta Italia l'uso del telefonino, perché è la condotta distratta, ha causato quasi 25.000 incidenti, il 14,6% delle cause di incidenti stradali in centro abitato, per cui è un fatto molto molto grave. Più che giro di vite direi un giro di sensibilizzazione nuova. Dobbiamo convincerci che guidare con il cellulare crea molto molto pericolo. In giorni e orari diversi degli agenti circoleranno con auto civili e nel caso in cui i conducenti saranno intenti ad usare il cellulare si procederà con l'immediata contestazione. Teniamo conto che nel 2018 sono stati elevati 52 verbali, però con auto normali della polizia locale. Adesso con l'autocivetta sicuramente ci sarà un incremento. L'automobilista pizzicato con il telefono in mano mentre guida cosa rischia? Attualmente incorre in una sanzione amministrativa di 165 euro e la decurtazione di 5 punti, però se questa violazione avviene in 2 anni c'è anche la sospensione della patente fino a 3 mesi. Questo a dimostrare che cosa? Che
questo è un problema reale, guidare con il telefonino è molto pericoloso. Dunque i trevigiani sono avvisati? Sì, i trevigiani e tutti quelli che vengono a Treviso sono avvisati, infatti quello che volevamo fare era comunicare alle persone che stiamo attivando questi controlli, quindi facciamo attenzione e guidiamo sempre con la massima attenzione senza usare il telefonino. La sanità con un importante, incredibile intervento all'ospedale di Schiavonia a Monselice. Era stato giudicato inguaribile, invece un 80enne padovano è stato sottoposto con successo a Monselice a un intervento per l'asportazione di ben 2 tumori a fegato e rene mediante la tecnica della termoablazione con microonde ecoguidata per via percutanea. In parole più semplici, con un ago che attraversa la pelle fino alla zona malata sono state uccise le cellule tumorali con il calore. Una tecnica poco invasiva che ha dato esiti positivi anche in un paziente anziano. Nella primavera scorsa l'80enne erano stati riscontrati ben 2 noduli sospetti, soffriva inoltre di una seria malattia cardiaca che sconsigliava un intervento di chirurgia classico. Alla luce di tutto questo, l'equipe dell'unità di epatologia dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice ha proposto l'intervento di termoablazione che è durato circa 20 minuti. Il controllo con ecografia, eseguito a 24 ore di distanza, ha dimostrato la completa eliminazione dei tumori e il paziente è stato così dimesso. Le microonde, le stesse del forno di casa, raggiungono i 150 gradi. L'alta temperatura provoca la morte della cellula e così il tumore viene disidratato e muore. Dal 1999 i medici dell'unità operativa semplice di epatologia di Monselice hanno eseguito circa 1300 interventi di questo tipo su fegato, rene, polmone, osso, tiroide, in specifiche condizioni cliniche che a livello europeo registrano così l'efficacia della tecnica del 98,5%. Adesso la cultura, perché non tutti sanno che la caratteristica inclinazione della gondola veneziana si deve alla maestria di Giovanni Casal da Zoldo, ai primi dell'Ottocento, nello squero ai servi di San Marcuola. E proprio ai capolavori degli squeraroli zoldani è dedicata una mostra ospitata in Val di Zoldo, realizzata con la Fondazione Musei Civici Veneziani. Una mostra che racconta l'emigrazione ma anche il forte legame tra Belluno e la laguna e che ci parla delle molti mani sapienti e delle menti eccelse che a Venezia posero le basi alla cultura del fare. Parliamo dei capolavori degli squerarioli di Zoldo che hanno segnato una parte importantissima della storia di Venezia. E noi crediamo che la montagna, al di là delle bellezze che offre, debba saper raccontare storie di vita, di gente che dalla montagna, dalle Dolomiti, è partita per Venezia, ha saputo fare la differenza e noi siamo orgogliosi di questo. E vogliamo che chi viene a Zoldo senta, oltre a vedere le bellezze, senta anche l'intensità di questa storia. L'evento, presentato a Palazzo Piloni, sarà ospitato a Fusine di Val di Zoldo a partire dal 13 luglio fino al 27 ottobre ed è stato realizzato con la Fondazione dei Musei Civici Veneziani. I musei di Venezia devono parlare con le comunità, prima di tutto la comunità veneziana, ma poi tutte le comunità della città metropolitana. E quando io parlo di città metropolitana vado oltre i comuni legati a Venezia, perché c'è una contaminazione proprio sul territorio. A Fusine saranno esposti i modelli di quelle barche che resero i Casal famosi in tutto il mondo, da un'autentica imbarcazione degli anni 30 a 11 modelli opera di Antonio Giuseppe Casal provenienti dal Museo Correr di Venezia, oltre a 2 opere di Valentino Besarella, la cui bottega sono attribuiti intagli e intarsi realizzati sulle gondole dei Casal. Noi abbiamo dei depositi d'arte dove abbiamo degli oggetti che possono tranquillamente, come in questo caso, essere esibiti e mostrati, anche perché abbiamo un discorso di flussi turistici e quindi è bene riuscire proprio a spingere nelle zone bellissime che abbiamo attorno a Venezia. Una mostra ma anche una sfida per rafforzare legami che raccontano ciò che è stata Venezia nella storia. E noi vogliamo collegare le Dolomiti, che è la terra dalla quale naturalmente sono partite, e dall'ingegno di noi montanari abbiamo segnato, l'ingegno ha segnato comunque una fetta importantissima della storia di Venezia. E ora la musica, chi l'ha detto che la fisarmonica classica non possa essere uno strumento anche per giovani? Guardate. Treviso è la fisarmonica, connubio che si rinnova grazie ai giovani musicisti dell'associazione Armonia, fondata 35 anni fa per valorizzare uno strumento che nelle mani di ragazzi appare quasi strano, la fisarmonica classica. Non è
così consueto bisogna un po' lavorare sul territorio, portare la fisarmonica sin dalle scuole primarie, secondarie, poi dopo io insegnando al liceo ho la fortuna di avere un bacino di ragazzi e infatti molti di loro sono quasi tutti i miei allievi o ex allievi che adesso studiano in conservatorio. Mi piace e poi il modo che suoniamo, che è molto variato, rispecchia proprio la versatilità di questo grande strumento. La giovane età di questi ragazzi insomma, fa ben sperare anche per il futuro, no, di questo strumento. Assolutamente, noi abbiamo, grazie anche al maestro Mirko Satto, avuto un nuovo impulso in questi ultimi anni e in effetti stiamo andando molto bene. Anno consecutivo l'associazione promuove al Teatro Comunale di Treviso la rassegna internazionale di Fisorchestre che vedrà venerdì sera sul palco i 22 musicisti di armonia e i colleghi svizzeri della Swiss Accordion. Tutti ragazzi giovani, inizieremo un programma con delle trascrizioni di Rossini, del Barbiere di Siviglia, poi ascolteremo dei brani originali, ovviamente tutti adattati ed arrangiati per orchestra. È uno strumento versatile che si adatta bene a qualsiasi repertorio, per cui non è uno strumento solo per il folk, diciamo, come può essere conosciuto, è uno strumento che si adatta bene anche alla musica classica, al jazz, al varietà e al tango. Lo dico d'antenna per le vostre segnalazioni, come sempre ecco i riferimenti, redazione @antenna3.it, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per SMS e WhatsApp. Ore 13 fra pochissimo parleremo di baby gang e bullismo a partire da quanto accaduto a Jesolo qualche giorno fa e lo faremo anche con il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia e poi a 20:10 questa sera con Tommaso Cacciari, No Grandi Navi, per parlare del caso Grandi Navi che continua a far discutere dopo gli ultimi avvenimenti anche soltanto di domenica scorsa in Riva Sette Martiri. Vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al meteo. Tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio con la consueta instabilità pomeridiana. Ma vediamo il dettaglio di giovedì 11 luglio. Sul Veneto al mattino sarà asciutto e stabile, tuttavia con cielo a tratti anche coperto. Dal pomeriggio sarà possibile qualche acquazzone sui rilievi alpini, in locale sconfinamento alle pianure limitrofe, ma migliorerà ovunque già entro la serata. Temperature stazionarie calde ma con clima non opprimente, minime comprese tra 14 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove il cielo sarà molto nuvoloso o coperto un po' ovunque con temporali sui monti ma via via anche sul resto della regione, specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 28 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà un tempo stabile al mattino, poi col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili un po' su tutta la regione. Temperature minime sui 15 e 17 gradi, massime tra 28 e 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.